Con Roberto Crudeli, allenatore del Veneta Lab Braganza, a commentare purtroppo questa sconfitta casalinga nell'esordio dei play-out permanenza in A1. Sì, commentare, abbastanza facile commentare. La partita è stata aperta e tirata fino all'ultimo. Sul 2-1 abbiamo avuto anche l'occasione di fare il 2-2 come spesso ci capita, poi privi anche di Facu, che è il giocatore più importante che abbiamo. È chiaro che la partita, dopo due episodi strani e fortunati per loro, siamo andati in difficoltà, ma questo era normale. Però mi dispiace sentire commenti strani sia fuori che dentro lo spogliatoio su una partita che sinceramente abbiamo avuto un sacco di occasioni, abbiamo creato un sacco di occasioni, abbiamo lottato fino alla fine e per di più, ripeto, senza Facundo, quindi sì. Poi dopo succede quello che succede, le partite sono così. Abbiamo giocato una settimana fa, abbiamo fatto 3-3, qui abbiamo giocato alla pari tutto il tempo con loro, potevamo tranquillamente pareggiarla, questa partita può essere già un pareggio quando abbiamo avuto il rigore. Sì, poi così, la situazione del potenziale 2-2, che con quella palla alta, no, durante il primo tempo. In tutte le situazioni, noi nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, le partite abbiamo fatte sempre insieme a loro, forse un po' più noi di loro addirittura, quindi ripeto, o si è obiettivi o non si è obiettivi. Chiaramente questa è una squadra che è stata costruita per salvarsi, e il Monza è una squadra che è stata costruita per entrare nel playoff. Sì, ha giocato anche nei Coppe Europee, certo. Quindi voglio dire, ci sono dei parametri diversi, nonostante questo l'abbiamo cancellati. Sia sabato, era meglio cancellare stasera, ma sia sabato che stasera. Poi dopo è chiaro, non siamo il Barcellona che se ci manca un giocatore importante, ma sì, vabbè, credo che sia manca un giocatore, certo. No, ci manca un giocatore dei più importanti della squadra e questo si sente, punto. Abbiamo 2 settimane, speriamo, prima della trasferta di Giovinazzo. Intanto la cosa importante è capire le condizioni di Facu, sì, che possa recuperare. E poi non c'è da disunirsi, siamo alla prima di play-out e sentiamo certi discorsi. Le squadre che tutto il tempo, le squadre che si disuniscono in tutti i sensi, che sia a livello di spogliatoio, a livello di campo, a livello di società, a livello di pubblico, sono quelle che poi sono destinate a perdere. Quindi, come dico sempre, c'è da stare calmi e c'è da tirare le somme alla fine. Poi quello che succede succede. Purtroppo noi stiamo dando il massimo. Con infortuni o non infortuni viaggiamo sempre con questo problema, una pista che non stiamo in piedi, che non si riesce nemmeno a pattinare, tutte le volte cerca di rimediare a 1000 cose, stiamo cercando di rimediare a tutto, ma questo non è semplice, c'è da essere obiettivi nella vita, questo è. Certo. Come valuti la prova per esempio di Pietro Agostini che ha avuto un ottimo minutaggio, degli altri ragazzi come li vedi? No, non mi piace valutare la prova del singolo, io dico che la squadra fino a che siamo andati sul dischetto che si poteva fare il 2-2 ha giocato alla pari e se andiamo a vedere le occasioni create abbiamo avuto molte più occasioni noi rispetto a loro. Anche nei falli di squadra siamo stati avanti sempre, loro sempre più di noi, quindi questo è un segnale importante. Poi dopo succedono 2 episodi su un gol sbagliato, un rigore sbagliato, un altro gol sbagliato, si prende il 3-1 e chiaramente lì ci siamo un po' disuniti perché ci mancava anche energia senza un giocatore importante come Facu. Punto, questa è l'analisi della partita. Quindi tu sei ottimista per la prosecuzione del lavoro? Io sono cosciente di quello che stiamo facendo, delle difficoltà che abbiamo, della squadra che abbiamo, di tutto. Quindi io sono cosciente di tutto e in quello che stiamo facendo c'è tanto impegno, tanto sforzo per livellare il divario che c'è tra noi e le squadre che dobbiamo incontrare. Questo è successo da sempre, quindi fare questo non è facile, richiede tanta energia, tanto impegno e richiede che tutti stiano bene. Quando ci manca qualcosa chiaramente siamo a rischio. Punto. Stasera è andata così, bene, poi la gente c'è tempo per rimediare, può pensare quello che vuole. Io penso già alla partita di Giovinazzo e penso di andare a Giovinazzo a provare a vincere. Punto, basta, non c'è altre soluzioni, è ancora tutto in mano nostra, perché siamo ancora un punto avanti al Giovinazzo e quindi questo è quanto. Oltretutto Monza sabato prossimo dovrà magari sfruttare l'occasione, per cui può essere che in ogni caso voi il 4 maggio sarà una partita sia il risultato dove tutto in ballo, no? Noi dobbiamo andare là a vincere perché è nelle nostre mani e abbiamo il possibilità di farlo, ma al di là di questo io, come finirà quest'annata, io sono super tranquillo perché la squadra si è trasformata, la squadra lotta, la squadra se la gioca alla pari con tutti e quindi questo è, solo che chiaramente ci sono delle pressioni.
ci sono le pressioni cambiano anche a volte le prestazioni e più ci sono gli infortuni, come stasera. Stasera non ci voleva, è successo, era meglio che succedeva a Monza, e perdere 5-1 là e giocarsela qui. Però purtroppo è andata così, bene, va benissimo, però dobbiamo rimanere calmi e soprattutto obiettivi, questo è quello che mi dispiace. Va bene. Non dubitiamo che l'impegno sarà massimale di qui alla fine della stagione. Grazie Roberto. Qualcuno ne dubita però e questo fa male. Salve. Grazie Roberto, buona serata.